Ditemi voi. Bene, un saluto a voi tutti, un ringraziamento sincero all'amica e collega Silvia Rizzotto, che è stata la promotrice di questa iniziativa, con la quale andremo a scoprire le molteplici iniziative che le Pro Loco della Marca Trevigiana ci riservano da qui a dicembre. Non vi sembri strano che sia il Consiglio regionale ad ospitare questa conferenza stampa, promossa appunto dalla Presidente della seconda commissione consigliare permanente. La legge sul turismo in Veneto, regione che registra le maggiori presenze turistiche in Italia e tra le maggiori aree attrattive a livello europeo, prevede esplicitamente nell'articolo 19 il ruolo delle Pro Loco e riconosce le loro attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali, delle tradizioni locali, in particolare quelle relative alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico e delle tradizioni locali, all'animazione delle località turistiche, all'attrazione dei turisti, all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare. L'insieme delle iniziative che vengono oggi presentate portano dritto appunto in questa definizione e quindi io ringrazio il presidente Folador e i rappresentanti della Marca Trevigiana che vengono a dimostrare come concretamente essi applichino una norma varata appunto nel 2013 e alla cui redazione e approvazione partecipai anch'io. Nel 2014 poi approvammo la legge regionale 34 sulla disciplina delle associazioni Pro Loco, che regola a livello regionale la nascita, le finalità e le attività di una Pro Loco e che istituisce tra le altre cose l'albo regionale delle Pro Loco, al quale le Pro Loco si possono iscrivere per partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organi collegiali nei casi previsti appunto da leggi regionali e fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali. Ho richiamato queste norme che sembrano un po' pesanti dal punto di vista appunto della presentazione di oggi perché le Pro Loco sono state e sono protagoniste di un mutamento profondo in questi anni, diventando un soggetto promotore di primo piano del territorio e delle sue tradizioni. Pensate anche solo al ruolo che hanno avuto in anni lontani, ma che con straordinaria lungimiranza, ad esempio Isola della Scala, quando nel 1967 venne lanciata la prima edizione di quella che è oggi tra le più importanti fiere del riso in Europa, oppure a Marostica con l'invenzione della partita a scacchi, tra l'altro si festeggia il centenario i prossimi giorni, che ogni 2 anni fa appunto della cittadina turrita un punto di attrazione internazionale. Per non parlare, e lo dico mi permetto parlando in maniera diciamo egoistica di casa mia, della festa del baccalà di Sandrigo, ideato dalla straordinaria figura di chi ha preceduto appunto l'amico Folador, Michele Belentazzo, che vede proprio appunto Folador un grande erede di quella figura che fu appunto Michele. Le Pro Loco appunto resistono al tempo, si adattano alle anche situazioni nuove, alle nuove esigenze e rimangono motore straordinario. Proprio nelle prossime settimane la Pro Loco di Lamon nel Bellunese sarà protagonista della festa del fagiolo, un'eccellenza che ottenne appunto dall'Unione Europea il riconoscimento di prodotto IGP già nel 1996, che ci parla di una storia che è data appunto parte dal 500. Insomma, le Pro Loco sono dei motori di iniziative e lo dimostra il programma che oggi andiamo a presentare. Un esempio di una strategia intelligente che guarda e valorizza la realtà locale e i suoi prodotti e che sfrutta l'enogastronomia come chiave per invitare i visitatori a scoprire le bellezze della Marca gioiosa, che sa riservare appunto a tutti durante tutto l'anno. Io ho parlato fin troppo, lascio la conduzione dell'evento appunto di oggi ai veri protagonisti, ai 2 presidenti, alla Presidente Rizzotto e al Presidente Giovanni Folador, che ringrazio per tutto il lavoro che appunto tutte le Pro Loco del Veneto coordinate da te fanno per la nostra terra, la nostra storia e le nostre tradizioni. Complimenti Giovanni. Prego Silvia. Buongiorno a tutti.
Per me è un onore avere questa opportunità di poter presentare qui in Consiglio regionale questa rassegna di eventi. La terra trevigiana, come diceva prima il Presidente Ciambetti, è ricca di sapori, di odori e di saperi anche tramandati, tradizioni antiche, e col variare delle stagioni, tra l'altro, varia anche il ciclo degli eventi che vengono presentati, perché le Proloco Trevigiana e l'Umpli Trevigiana ogni stagione presenta una rassegna. Abbiamo avuto anche germogli di primavera, ci saranno i fiori d'inverno e adesso siamo alle delizie d'autunno, oltre ad altre iniziative. Quindi una rassegna questa che parte da fine agosto e prosegue fino ai primi di dicembre, con 24 eventi che sono distribuiti in 22 comuni trevigiani. Vi sono diversi frutti di stagione in questo periodo, insomma nel periodo autunnale, che riguardano proprio anche questi comuni, e questi hanno assunto negli anni anche il ruolo di far conoscere questi luoghi, i nostri paesaggi, ma anche le nostre bellezze architettoniche e artistiche, perché alcune, oltre insomma a degustare questi prodotti, sono anche accompagnati anche da una serie di eventi che riguardano alcune passeggiate, ma anche visite a malghe, e poi alcuni di questi eventi sono anche in alcune location particolari. Mi viene in mente Villa Barbaro a Maser, per citarne una, quindi sono posti straordinari. In questa rassegna sono quindi inseriti tutta una serie di prodotti particolari nostrani, che vanno dal peperone, che è stata inaugurata proprio lo scorso fine settimana, al fagiolo borlotto nano di Levada, le castagne, che vi sono in diverse realtà, perché abbiamo anche insomma diversi anche boschi, diverse realtà dove possiamo trovarle. Vi è la mela, vi è anche la mela cotogna di Codognè, tra l'altro, che è stata un po' diciamo dimenticata negli anni passati e poi invece è stata riscoperta e ritornata in auge. E poi abbiamo i funghi, vi sono diverse rassegne che si occupano anche di questo. Ricordo anche insomma una anche nel mio stesso comune, a San Vito di Altivole, tra l'altro nel mese di ottobre, che vi è la mostra micologica. Poi abbiamo la zucca di Sernaglia, che è famosissima, vi sono i vini che vanno dal Passito, ma di Refrontolo, ma abbiamo anche tutta quella degustazione anche dei vini del Montello e dei Colli Asolani. E poi abbiamo l'uva, abbiamo l'olio, quindi qua vediamo anche alcune produzioni locali che ci sono, perché abbiamo una lunga tradizione anche di questo. Forse si sta anche migliorando, sta migliorando ogni anno anche in qualità anche questo tipo di produzione locale. Poi c'è vabbè il kiwi a paese, poi abbiamo anche un formaggio caratteristico di Segusino che si può assaporare proprio in questo prodotto, ma anche alcuni prodotti di enogastronomia locale che vanno dal musso. A Riese Pio X sono tantissimi anni che avviene questa fiera, col palio anche dei mussi, ma lì si possono degustare il musso in tantissime variazioni, tra l'altro. Quindi io l'ho assaggiato la prima volta lì, a essere onesta. Noi abbiamo poi anche lo spiedo gigante, che è una tradizione importante di Pieve di Soligo, e poi da qualche parte fanno anche la trippa, cioè come elemento. Quindi, oltre ad avere questa produzione di prodotti, vi è anche una tradizione enogastronomica importante di cucina genuina che esalta questi nostri prodotti locali, stagionali della nostra terra, anche con particolare creatività, perché girando tutti questi eventi si possono notare anche come vengono anche rivisitati e rivisti, proponendo sempre in ogni fiera, anche in ogni sagra, in ogni evento, anche un qualcosa di nuovo. Quindi il ringraziamento va all'Umpli, in particolare al presidente Folador, l'Umpli Trevigiana, a tutte le Proloco aderenti che stanno valorizzando con questo impegno il nostro territorio, ma soprattutto anche grazie all'impegno di tantissimi volontari, perché in ogni evento che viene organizzato ci sono decine e centinaia di volontari impegnati, e grazie anche a una macchina organizzativa ormai insomma rodata, che è quella anche delle Proloco, gli eventi sono sempre anche ben organizzati e ogni anno sempre danno un qualcosa in più. Quindi grazie per quello che fate, e l'auspicio che anche quest'anno e anche gli anni a venire vi possa essere un'ottima partecipazione di pubblico, di persone, è un modo di stare insieme, ma di conoscere meglio anche il nostro territorio. Arrivederci a una prossima presentazione anche in futuro qui in Consiglio regionale del Veneto. Grazie. Quindi lascio la parola al presidente Umpli Treviso, Giovanni Folador, prego. Grazie Presidente Silvia, veramente grazie
di cuore per questa opportunità che ci è stata data di essere qui oggi in Regione a presentare questa rassegna, che poi hai molto ben esposto e articolato in tutte le sue parti, e questo per noi è un onore e un piacere. Come Umpli Treviso eravamo partiti tanti anni fa con il prodotto principe che era il Prosecco, con la primavera del Prosecco, ma poi pian piano nei territori abbiamo voluto valorizzare un po' tutti i prodotti, come hai già citato, dagli asparagi ai vini, ai fiori d'inverno come il radicchio, ai vini del Piave come la nota estate, e abbiamo fatto questo lavoro che vediamo che è molto apprezzato da tutti, e soprattutto le Proloco ci credono e mantengono vive quelle che sono le tradizioni e, come dicevi tu, i prodotti che rimangono e che devono rimanere e non sparire con la globalizzazione. Ecco, io non ho molto da aggiungere, mi farebbe piacere presentare, se non altro, quelli che sono venuti anche qua insieme con noi per essere presenti, siccome siamo anche in modo, mi permetto di dire, se qualcuno vuol fare anche un brevissimo intervento a presentare la propria rassegna, partendo proprio, hai già citato Maser, che è l'ultima, poi partiamo dalla fine, l'ultima nata e l'ultima mostra che viene fatta proprio al termine di Delizie d'autunno, per valorizzare l'olio oltre che di Masero, del tutto il territorio circostante, ed è un gran... Abbiamo qua il presidente della Proloco, Claudio Crotti, dov'è? Possiamo permetterci di... Sì, invitiamo il presidente della Proloco di Maser qui a raggiungerci. Tra l'altro vedete che in proiezione vi sono alcuni dei prodotti che vengono serviti durante questi eventi, e nel sito dell'Umpli Trevigiana trovate anche il libro di ricette, che è una cosa interessante anche per chi vuole anche riprovare a farli. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per questo invito, grazie alla consigliere Silvia Rizzotto, a Giovanni Foladore, a tutta l'organizzazione sia della Regione che dell'Umpli. Per noi è un onore, anche perché questo evento, l'evento che si svolgerà a Maser, diviso in due domeniche, è un evento nuovo, lo abbiamo realizzato per seguire un po' quella che era la tradizione maserina, con quell'attenzione che Maser ha sempre posto da anni all'olio, all'olivocoltura, all'olivo, al paesaggio, e quindi abbiamo proposto con due formule: la formula quella di Olio in Villa, una giornata dedicata alla degustazione nella splendida villa di Maser con dei sommelier dell'olio e con diverse etichette. Abbiamo iniziato un po', diciamo così, con prudenza l'anno scorso, ma avevamo 25 etichette. Quest'anno estenderemo alla Pedemontana questa iniziativa, per cui sono invitati vari produttori a questa presentazione. Sarà una presentazione ovviamente gratuita, con dei sommelier che spiegheranno cosa cercare nell'olio. Grazie alla disponibilità della proprietà del dottor Vittorio Dalleore avremo a disposizione anche la possibilità di visitare la villa di Maser, quindi un'occasione, come diceva prima la Presidente Rizzotto, di unire il piacere gastronomico con il piacere del paesaggio, con il piacere dell'architettura, con il piacere della bellezza della villa di Maser. La domenica successiva, quella del 3 dicembre, sarà una giornata dedicata a Olivetti Aperti, chiamata così perché inviteremo i visitatori a incontrare i produttori, per cui andare a casa del produttore e toccare con mano, quindi il chilometro zero, il farm to fork come viene auspicato. Ma non solo a Maser, allargheremo questa iniziativa che sarà un'iniziativa dove i produttori verranno geolocalizzati, quindi il tutto per rendere più facile il raggiungimento di questi produttori, allargato anche a chi vuole aderire a questa formula di Olivetti Aperti.
Vi aspettiamo e auguro naturalmente a tutte le rassegne il massimo del successo per l'impegno che tutti i volontari, presidenti, ma soprattutto tutti i volontari mettono a queste iniziative, quindi un grazie collettivo a tutti. Grazie. Ringrazio che scappa e volevo ringraziare della presenza. I colleghi Villanova e Brescacin sono qui presenti, grazie. E poi anche Tommaso Razzolini. Scusi, il collega Razzolini non mi ero accorta, chiedo pardon. Poi voleva far intervenire il presidente della Proloco di Volpago, se voleva dire. Volpago del Montello, prego. E andiamo sui vini, in particolare. Una cosa veloce. Vi ringrazio per l'opportunità che ci date di presentare i nostri prodotti. Questa è la 47esima mostra dei vini di Volpago del Montello, che era nata come mostra dei vini, diciamo, un po' della provincia di Treviso. Poi sono 15 anni che noi cerchiamo di lavorare per il territorio e l'abbiamo denominata Asolo Montello. E su questi ultimi anni ci stiamo lavorando e nel contesto della mostra dei vini abbiamo inserito anche il miele, che è un nostro prodotto, che adesso vediamo se riusciamo a farlo ad eco, come abbiamo fatto ad eco anche la patata del Montello. E diciamo che la nostra manifestazione viene fatta negli ultimi 2 weekend di novembre e il 1° di dicembre. Questi weekend sono il venerdì, sabato, domenica, aperti al pubblico, dove uno può degustare un buon bicchiere di vino e assaggiare un piatto, un qualcosa della nostra località. Prima ho visto nelle slide che c'era il nostro piatto, il famoso coniglio con funghi del Montello e patata del Montello, e ne sono orgoglioso di quel piatto perché è un piatto che a me sta tanto a cuore. Io vi ringrazio, buona giornata a tutti. C'è il presidente del Proloco di Segusino, perché Questo è il Proloco di Segusino, tra l'altro è anche la manifestazione più longeva perché la loro Fiera Franca del Rosario è la 118esima edizione, se non erro. Prego. no, che poi c'è anche la tradizione qua, perché dopo più di 100 anni della Fiera 118 Franca, anni della Fiera Franca del Rosario, quindi noi da Segusino abbiamo questa tradizione che era una fiera nata agricola per scambio di bestiame, per scambio di prodotti ancora nel 1904, e in questi anni si è evoluta, diciamo, per essere più attuale, diciamo. Quindi saranno 2 giorni, sarà sabato e domenica, l'ultimo weekend, ci sarà la storica manifestazione con la rassegna del bestiame il sabato e la domenica una fiera aperta a tutti con la nuova iniziativa di Scortivando, che quindi le persone potranno degustare sui vari cortili di Segusino tutti i prodotti locali. Abbiamo coinvolto tutte le aziende, piccoli produttori locali, B&B, ristoranti, attività e bar per promuovere tutto il territorio e soprattutto i prodotti locali. Quindi oltre al famoso formaggio Scheck ci saranno gli insaccati, le marmellate, i mieli, tutti i prodotti locali di Segusino. Questo si trova solo a Segusino. Sì, questo è solo nostro, non tocca a nessuno. Sì. Ricordiamolo, ecco. una cosa si bisogna venire a Segusino sì. per provare il formaggio Scheck. Ecco. Quindi vi aspettiamo tutti a fine ottobre a Segusino. Ecco. Grazie. E grazie di tutti. Grazie. e poi c'è l'assessore che ha detto che non vuole parlare di San Vito di Altivole. A casa... Che è anche presidente del Comitato Festeggiamenti Locale che organizza la mostra micologica, la signora Peretto, prego. Buongiorno a tutti, intanto i nostri ringraziamenti per averci ospitato e i saluti dell'amministrazione comunale di Altivole e della Proloco comunale di Altivole.
Noi come mostra micologica siamo alla 36esima edizione, una mostra molto importante e ben partecipata da tantissime persone. Noi curiamo principalmente tutto, ma specialmente il cibo, la qualità del cibo, con il piatto micologico molto richiesto, dove potete trovare e gustare 7 tipologie di cibo. Veramente ve lo consiglio e aspetto tutti voi nei primi 3 weekend di ottobre. Oltre al mangiare, noi abbiamo anche la pesca, abbiamo una ricca enoteca curata dagli alpini, abbiamo tanti volontari che partecipano alla pesca, il gioco dei tappi, abbiamo anche le visite curate dal FAI alla tomba Brion, abbiamo le passeggiate e qualche evento sportivo. Mi resta solo di invitarvi nuovamente a partecipare e grazie ancora per l'invito. Non mi pare che No, qua allora, siamo partiti da Andrea Palladio, la Villa de Maserpa, Sasolo, finimo a Carlo Scarpa, quindi cioè proprio comprendiamo anche la modernità. Posso dirvi una cosa, cioè, a sta ora qua a sentire parlare questi argomenti qua uno va. Io vi chiederei la cortesia con tutti quelli che sono intervenuti se possiamo fare una foto tutti quanti assieme qua con la Presidente in mezzo ovviamente. Sì, dopo infatti, facciamo 2 battute registrate per